Per la categoria assoluti maschi, sempre dei 200 run, sono previste sempre 2 batterie. Nella prima troviamo Simone Buttazzi in corsia 2, Luca Gobbola 3, Stefano Bassola 4, Alessandro Gabelli in 5, Lorenzo Coan alla 6. In acqua con la batteria quindi che va a chiudere la rana al femminile con Laura Mazzotta in corsia 4, suo il miglior tempo di iscrizione, 36,25 al passaggio dei 50 metri, atleta dell'Hydros classe 02, quindi primo anno di categoria cadette in questa stagione, ricordo però ancora categoria assoluti che comprende cadetti e senior. Mazzotta specialista proprio delle gare della rana, 100 e 200 metri, è stata terza a bronzo l'estate scorsa in categoria di Roma in vasca lunga nella gara dei 100, mentre per quanto riguarda questa prima parte di stagione in vasca corta, nella gara in corso dei 200 rana, un migliore di 2:31,41 nuotato nelle batterie del Nico Sapio, era il 9 di novembre. Intanto diamo gli ammessi alla finale per quanto riguarda i 2 rana junior. Miglior tempo col record Edoardo Bressan, con lui Dylan Bonaguro, Daniel Zammattio, Alessandro Visintin, Filippo De Meneghi, Tobias Valdi, Luca Collot e Riccardo Visentin. Ultimo tempo 2:36,12. Ci restavano da dare anche le finaliste junior, quindi Mascotto, Battaglia, Bottazzo, De Luca, Casarotto, Masetti, Cavinato e Anastasia Ricci. Ultimo tempo 2:44,68. Quindi ultime bracciate per Laura Mazzotta, che senza alcun problema si prende vittoria di batteria, 2:36,05, fa meglio anche della Mertins, quindi miglior tempo assoluto, corsia 4 nel pomeriggio. Matilde Cerchier 2:41,12 in quarta posizione, Alessia Schiavinato 2:41,34 in quinta posizione.